Cioè a me mi hanno chiuso in un manicomio, no? No, mi hanno chiuso in un manicomio perché hanno detto che tengo il tubo sessuale, tengo il tubo sessuale che quando sono venuto a mi pigliare per buttare in manicomio, no? Che sono venuti un sacco e loro stavano nell'ambulanza, i carabinieri, stavano un sacco di gente, che pure io ma è possibile che c'è tutto questo bordello di gente per buttare uno a manicomio? Ma facciamo una cosa zitto, che tutte queste figure in merda, no, senza tutti questi pagliacciati, scusate, che insomma mi hanno buttato un manicomio, a me no, che mi hanno buttato a me un manicomio, perché a me mi hanno buttato un manicomio. È venuto il direttore, ha detto giovanotto, a me no, ma ha detto giovanotto, dice tu devi stare un poco qua perché tieni il tubo sessuale. Ha detto no, direttore, guardate buono che io il tubo sessuale non ne tengo. Ha detto no, tu tieni il tubo sessuale. Ha detto no, io non ne tengo il tubo sessuale. Ha detto no, tu tieni il tubo sessuale. Se no, come si spiega che hai violentato una ragazza? Ha detto direttore, che va a fare che lei era buono. L'hai vista, l'hai violentata. Ha detto fosse niente, ha detto. Ma tu devi violentare pure la mamma. Ha detto direttore, perché la mamma non può essere buona. Era buona pure la mamma, l'hai vista. Fosse niente, ha detto il direttore. Tu però hai violentato pure il padre. Ha detto il direttore che lei è stata colpa di mio padre. Come è stata colpa? Sì, è stata colpa di mio padre, direttore. Io ho già avuto un'educazione rigida, ma che ne sapete voi l'educazione che hai avuto il direttore? Che ne sapete? Che tutte le sere che tornava a casa mio padre diceva tu tieni 30 anni. Tieni 30 anni, te vuoi fare una famiglia. Te vuoi fare una famiglia, me l'hai fatta sta famiglia, direttore. E che pulite a me. Ah, così mi sono andata in orecchie, anzi ringraziato il cielo che lui non mi sentiva troppo buono, che non ha scelto una famiglia più numerosa. E che direttore, ma voi che pulite a me, ma mica è colpa mia. Volesse avere a voi si tenere la stessa educazione rigida che ci fate peggio figure e merda per questa educazione rigida che ci ha avuto, soprattutto la ci fate che pattinesse mia, che pattinesse, come si dice oggi, a compagno, no? Oggi si dice però pattinesse, si dice che io stavo una volta, no, con una pattinesse da me, che stiamo via qui e che sta pattinesse che stiamo facendo le cose che si fanno che pattinesse e cose, e l'intimità, no? Stiamo un po' puliti, stiamo nudi, si può dire nudi, no? Nudi senza vestiti stiamo. Allora io stavo là che la partneressa un'amica, a un certo punto essa ha detto, caro, a me mi ha detto no, caro, dice, li facciamo i giochi d'amore? Io non ho capito, ha detto, ma tu tieni sempre a capo paziente. Ha detto no, facciamoli i giochi d'amore. Allora essa ha chiuso l'occhio e io mi sono aiutato a nascondere. Ci fate peggio figure e merda, direttore, per colpa di questa educazione rigida, ma non è colpa mia, è colpa di mio padre che può essere mi è venuto a cercare, mi cercava e diceva caro dove stai, caro dove stai, diceva a me no, diceva caro dove stai, zitta, mo mi ero nascosta, mo ci faccio vedere che sa ci fai i giochi d'amore, zitta e muto, passata mezz'ora e mi cercava ancora, diceva strunzo dove stai? Strunzo dove stai? Che hai pensato che strunzo erano un vezzeggiativo come gattino, micino, no? Sti cose agittrici saranno vezzeggiative nuove, che pure strunzo è simpatico come cosa, no? Che uno può. E se mi cercava strunzo, a un certo punto mi ha trovato in da cucina, all'armadio della cucina, che io stavo così, ha pigliato e mi ha sputato in faccia. E che va a fare? Che figura di merda che ci fatti? Che poi pure direttore pure che mi stanno boicottando a me perché pensano che sono più artisti e loro che sanno ballare, sanno cantare, sanno fare cose e infatti è vero voi vedete come boicottano a me che io mi canto una canzone, no? Perché sanno cantare io mi canto una canzone e vi faccio vedere come mi stanno boicottando poi io contrabbasso che io detto in Italia è un contrabbasso solo, allora se andate a un concerto facete anche tante risate i quando i quando i quando
Avete visto? Ogni volta che comincia a cantare si interrompe il contrappasso, si interrompe. Non mi stanno boicottando a me perché pensano che sono più artisti e loro che... Sì, pensano che sono più bravi e loro che... sì, pensano loro che stanno pazziando le spalle mie, stanno pazziando. Stanno pazziando. Tu vuoi pazziare con me, Capisci studio? Guarda che io ti faccio male. Guarda che io ti faccio male perché anche tu sessuali te. Io anche tu sessuale ti faccio male. E capire che anche tu sessuale ti faccio male.